Oggi delle riunioni importanti al municipio per cercare di risolvere delle problematiche importanti, appunto. Sì, è in corso una riunione con i tecnici dell'ufficio tecnico, con i responsabili che hanno lavorato in questi mesi alla predisposizione del piano regolatore generale per poter valutare la possibilità di trasmettere anche ora lo schema del piano regolatore generale. È un atto, diciamo, un atto dovuto che in questi mesi ha visto l'amministrazione comunale assieme al Consiglio Comunale impegnati nell'approvazione di una serie di atti burocratici e amministrativi e di conseguenza anche per accelerare l'iter e quindi di conseguenza anche la prossima amministrazione e il prossimo Consiglio Comunale si troveranno già diciamo, i pareri espressi da parte del Genio Civile. Abbiamo convocato anche una giunta municipale e approveremo il conto consuntivo per consentire al prossimo Consiglio Comunale di approvare lo stesso diciamo, piano economico. In questo momento stiamo anche fronteggiando una serie di emergenze e stamattina, soprattutto l'emergenza rifiuti, stamattina personalmente ho contattato la dottoressa Restivo, liquidatore e commissario del lato Gesa AG2 e ho contattato anche i geometri responsabili della ditta. Ho chiesto sostanzialmente l'attivazione di doppi turni e soprattutto di dare privilegio e preferenza nella raccolta della spazzatura nell'approssimazione diciamo, delle scuole materne ed elementari e coinvolgimento di tutte le strade principali. Di conseguenza riteniamo che nel giro di un paio di giorni la situazione dovrebbe ritornare nella normalità. Un appello ai cittadini, come hanno sempre fatto, è quella di collaborarci in questi momenti delicati e complessi. Stiamo facendo adottando tutti gli atti necessari e opportuni per comunque superare la crisi.